Chiedo scusa per quel poco di ritardo, ma non è colpa mia. Sì, con calma. Stefano, chiedi una sedia per la Deborah. Deborah. Sì, così, va Deborah. bene così. Faccio arrivare una sedia. Stefano, una sedia. Facciamo sedere le signore. Allora, parto io per dire che ringrazio Marco Marin dell'accoglienza, lo ringrazio. Il microfono dov'è? Il microfono aperto, è aperto. Ringrazio Marco Marin vicino in bocca, il microfono direttamente sulle tonsille, benissimo. Allora, sono un po' in ritardo per il semplice motivo che anche all'albergo ho trovato molte persone, molti giovani che hanno voluto dimostrarmi la loro vicinanza, stringermi la mano, e devo dire che quello che fa bene è sentire dovunque in Italia veramente un grande affetto che devo assolutamente affermare essere addirittura maggiore di quello che io sentivo negli ultimi anni, quando ancora ero libero di circolare per il paese e incontravo tanti giovani e tanti azzurri. Si vede che appunto tutte le ingiustizie che mi sono venute addosso hanno aumentato questo affetto, e anche qui, anche adesso giù, penso di aver fatto in meno di 10 minuti una quarantina di fotografie, quindi credo che questo sia consolante e che ripaga anche di tante umiliazioni che ho dovuto subire. Sono qui anche se il Veneto non aveva regione, non aveva bisogno di una mia presenza incentivante del voto, perché tutti i sondaggi ci danno prevalenti sulle altre liste, e credo che questo sia assolutamente logico per la considerazione che i cittadini del Veneto hanno dato e danno della nostra gestione. Il Veneto ha tanti primati anche per quanto riguarda il lavoro, e quindi è la regione con meno disoccupazione. Mi sembra che ci sia solo il Trentino Alto Adige che ha meno del 6,7% che avete qui in Veneto, e credo che sia un dato assolutamente positivo, soprattutto se si considera e si confronta con quel 13% che purtroppo ci affligge. Nella disoccupazione giovanile addirittura avete solo il 24%, mi sembra, Marco, contro purtroppo nelle regioni del sud che ho visitato il 60%, più di un giovane su due che non trovano lavoro. Molti giovani che se ne vanno via per cercare un lavoro e fortuna da un'altra parte, molti che si indirizzano verso l'Inghilterra, moltissimi verso Londra. E questo fatto del lavoro è veramente la caratteristica del nostro paese che più ci dà fastidio, più ci fa dubitare del futuro. Vedo anche i sindacati con i cartelli, ho visto una manifestazione ieri, lavoro. Il governo sul lavoro può fare una sola cosa, può far andare bene le imprese. Oggi le imprese non hanno avuto alcun sostegno da parte di questo governo. Al contrario, è aumentata la tassazione, sono aumentati i vincoli burocratici, le autorizzazioni per chi vuole intraprendere e via di questo passo. Le aziende, lo sapete, hanno una tassazione che si aggira intorno al 70%. Siamo per la pressione fiscale la maglia nera in Europa. Io volevo soltanto darvi un saluto, ringraziarvi per
e volevo che fosse Marco a introdurre questo nostro incontro, quindi lascio la parola a Marco e poi continueremo e ci offriremo alle vostre domande. La prima, non di forma ma sostanziale, ringraziamento al Presidente che non si sta spendendo in questi giorni e ha voluto venire in Veneto per far sentire forte la nostra voce. È il nostro campione di consenso, su questo non c'è nessuna discussione, quindi la prima cosa che voglio fare a tutti, i parlamentari, i consiglieri regionali, gli amministratori, i nostri sindaci, soprattutto i nostri militanti, i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti, a nome di tutti i veneti ringraziarlo per essere venuto qua con noi. Grazie, è stato un piacere, è un piacere. È venuto a sostenerci in questa campagna elettorale dove noi abbiamo scelto di continuare il percorso iniziato negli ultimi 5 anni con Luca Zaia, perché sono stati 5 anni di buon governo, un buon governo dovuto soprattutto a quello che hanno fatto i nostri amministratori. Quindi rivendicare l'ottimo lavoro che abbiamo fatto in Veneto. Abbiamo deciso di continuare così, noi siamo alternativi alla sinistra. Voglio ricordare che si daranno 3 voti, il primo voto sarà quello del Presidente, chiediamo il voto utile, la scelta è fra Zaia e Moretti. Tutti gli altri voti sono voti persi, Presidente, perché si vince anche di un voto e quindi bisogna scegliere fra Zaia e la Moretti, noi scegliamo Zaia. Poi il secondo voto, che è quello che ci interessa molto, è quello che viene dato al partito. Ovviamente noi chiediamo ai moderati, ai liberali e riformatori, che sono maggioranza di questa regione e di questo paese, perché abbiamo accettato la competizione interna. Il Presidente è anche, oltre ad essere un uomo di presa, è anche un uomo di sport, tutti i successi che ha avuto col Milan, quindi noi accettiamo la competizione interna a livello nazionale che apriremo per la leadership del centrodestra, chiediamo il voto a Forza Italia, poi ci sarà il voto di preferenza, abbiamo candidati bravissimi, abbiamo confermato solo 4 uscenti con 51 nomi nuovi e quindi abbiamo dato un segnale di esperienza riconoscendo il buon lavoro fatto dai nostri assessori e di rinnovamento mettendo 51 candidati nuovi. E quindi siamo qua, il Presidente lo ringraziamo, è qua per sostenere tutti i nostri candidati, sostenere Forza Italia. Abbiamo una partita aperta, avete visto dopo la discesa in campo del Presidente come Renzi ha deciso di concentrare le sue attenzioni, il ragazzo di Firenze, di concentrare le sue attenzioni sul Presidente Berlusconi. Noi gli ricordiamo solo alcune cose che visto che lui volge lo sguardo indietro, parla molto di futuro ma non fa fatti concreti, vogliamo ricordare che chi è seduto in fianco adesso a me è Renato, in mezzo fra me e Renato, ha aumentato le pensioni, è l'unico governo che ha portato solo, dico due cose delle tante fatte, le pensioni aumentate a favore di tutti gli italiani, che non mi sembra cosa francamente da poco, e ricordo sulla pressione fiscale diminuita col governo Berlusconi, oggi alle stelle circa il 44%, la disoccupazione giovanile che aumenta di livelli pubblico continua a aumentare, le tasse sulla casa. Ho visto il Presidente l'altra sera in televisione e gli ricordavano sì ma la tassa sulla casa è solo una tassa, l'82% degli italiani però ha quella casa e gli italiani mirano a quella casa, quindi la diminuzione della pressione fiscale che hanno fatto i governi Berlusconi e che questo ragazzo di Firenze non riesce oggettivamente a fare. Io lascio la parola al Presidente ringraziandolo dell'impegno che ha voluto cominciare a ricordare alcuni risultati del Veneto. Credo che il Presidente è qua in Veneto, lo ringraziamo ancora come Veneti, parla al Paese, è il terzo uomo politico più conosciuto al mondo insieme a Obama e Putin, credo che qualcosa questo voglia dire evidentemente, credo che abbiamo tutti da ascoltarlo, da imparare, quindi lascio la parola al Presidente. Prima Renato, che è un pungolo continuo. Basta Berlusconi. Io ho detto ieri, la discesa in campo di Berlusconi, a parte la sua storia, vale un delta di 5 punti in più sul tendenziale e con un delta in più sul tendenziale, scusate la terminologia, tutte le regioni italiane diventano contendibili, cioè si possono conquistare tutte e 7 le regioni. Anche la Toscana, partiamo dalla Toscana, si può andare al ballottaggio, perché la Toscana ha i 2 turni, si può andare al ballottaggio, sarebbe una strada nel Soviet toscano, andare al ballottaggio sarebbe, per non parlare ovviamente della Campania, per non parlare della Liguria, ma mi dicono anche l'Umbria. L'Umbria siamo alla pari, Presidente, altro che cappotto, questo è il cappotto rivoltato. Tutto qua. Io ti ringrazio. Ti ringrazio.
nella città del santo, che il santo ti ascolta. Per la verità qualche soddisfazione davvero l'abbiamo avuto in concreto, perché essendo legato a due città lombarde da antiche vicinanze, in una era nato mio padre, nell'altra a Saronno e a Lecco, una settimana dopo la mia visita i sondaggi sono aumentati di 10 punti e quindi 5 punti sei stato ancora basso. Ma in effetti 10 punti hanno già avuto una realizzazione quando nel 2012, dopo la nostra imposta dimissione del governo nel novembre del 2011, come sai io mi dedicai alla costruzione di ospedali per bambini nei paesi poveri, riuscii a realizzarne uno Sonia con Don Verzé, un altro con Don Gelmini in Thailandia, stavo iniziandone uno in Congo Sud con Guido Bertolaso, mi richiamaste su dicendomi siamo scesi all'11,7, bisogna che il vecchio Berlusca scenda in campo. Io mi buttai sulla campagna elettorale e furono 10 punti tondi in più e anzi secondo quello che ci ebbero a dire alcuni nostri amici democristiani, vecchi cultori della tecnica antibroglio della sinistra, hanno fatto delle prospezioni in 60 seggi con presidenti di sinistra e la maggioranza di scrutatori di sinistra. Loro ci dissero che c'erano stati sottratti in queste sezioni 25 seggi a sezione o aumentati alla sinistra attraverso una X sulle schede bianche, oppure tolti perché basta fare un segno con la legge attuale su una scheda riconoscibile, quindi annullata, e avevamo vinto noi, secondo questi nostri amici che non sono di Forza Italia, sono vicini a un'altra formazione politica del centrodestra, avevamo vinto noi addirittura per 600.000 voti. Quello che successe dopo ve lo ricordate, lo sapete tutti, 2 mesi di un Bersani che bussa alla porta di Grillo ricevendo quel che ricevette, meglio non sottolinearlo, e poi il secondo governo non eletto dagli italiani, il governo Letta, e poi improvvisamente il governo Renzi. E questa è la situazione che io dico senza paura di esagerare, drammatica del nostro Paese. Oggi siamo una non democrazia, siamo una democrazia sospesa perché siamo governati dal terzo governo non eletto dal popolo, che tra l'altro osa anche aumentare le tasse, mentre nella storia di tutte le democrazie non si può avere questo diritto se non si ha la legittimazione popolare. Il terzo governo che è presieduto da un signore che ha avuto come voti 108.000 voti per diventare sindaco di Firenze, che poi attraverso un sistema, quello delle primarie, manipolabilissimo, ha conquistato la segreteria del Partito Democratico e da lì si è autocatapultato a Palazzo Chigi. Ieri sera, parlando di questo argomento a porta ho detto non voglio pensare a cosa sarebbe successo se uno di centrodestra avesse fatto identica cosa. E poi da lì si basa su una maggioranza che in Parlamento, alla Camera, gode di 130 deputati dichiarati costituzionali dalla Corte Costituzionale, che invece il signore che sta al governo usa per cambiare addirittura la Carta Costituzionale, e 32 senatori al Senato che, eletti dal centrodestra, hanno tradito il voto degli elettori e si sono fatti stampella di un governo di sinistra. A questo si aggiunge il fatto che l'opposizione ha perso, perché dichiarato decaduto dal Senato il coordinatore, tale era per tutti i partiti del centrodestra alle elezioni di febbraio 2013, e questo coordinatore è stato impedito di partecipare ai lavori parlamentari e è stato confinato
nella casa sua per 5 giorni alla settimana, gli hanno dato il permesso di stare 2 notti a Roma con limitazioni di orario veramente umilianti e senza la possibilità di andare nemmeno in giro per il proprio paese, senza il diritto di voto, senza il passaporto, senza la carta d'identità, delle umiliazioni veramente pesanti per chi è l'italiano che è stato per più tempo a Palazzo Chigi nella storia della Repubblica Italiana e per l'unica persona al mondo, questo lo dico perché mi è stato ricordato questa mattina da uno vicino a te, che è l'unica persona al mondo che per 3 volte ha avuto l'onore di presiedere il massimo vertice mondiale, il G8. Per la prima volta era a Napoli il G7, poi sono stato io che forzando, invitando prima Yeltsin e poi tutti gli altri, sono riuscito ad avere Vladimir Putin a Napoli nel 2001 ed è diventato stabilmente il G8. Da Napoli è cominciata la mia corte a Bush e a Putin perché arrivassero a firmare il trattato di pratica di mare scritto a penna da me, con la collaborazione finalmente dopo decenni di guerra fredda tra la NATO e la Federazione Russa, e lì tirammo veramente noi anziani un sospiro di sollievo, perché per decenni eravamo vissuti sotto l'incubo di 2 nazioni che possedevano armi nucleari capaci di distruggere la popolazione del mondo ciascuna 10 volte, e bastava che arrivasse la follia di un momento di qualcuno e uno dei 2 paesi la usasse ancora per avere la reazione dell'altro e sarebbe stato il disastro. Quindi io credo che per quanto riguarda i miei discendenti trasmetto a loro una coscienza di avere compiuto il proprio dovere anche soltanto per il trattato di pratica di mare del 2012. Poi di cose come governo ne abbiamo fatte tantissime. Ieri il signor Renzi ha detto che venivamo da 20 anni di governo e avevamo lasciato solo delle macerie, quindi mi impone quasi di dover dare una replica. Intanto quei 21 anni che sono trascorsi dal 94 ad oggi, noi siamo stati al governo 9 anni e la sinistra per 12 anni. Quindi se si tratta di macerie, quelli che devono spalarne di più sono loro. E noi abbiamo fatto alcune cose veramente importanti, tra l'altro abbiamo sempre governato senza mettere mai, al contrario di quello che ha fatto la sinistra, le mani nelle tasche degli italiani. Come ha ricordato Marco, abbiamo avuto un gran riguardo per gli anziani, perché abbiamo aumentato la pensione a 1 milione al mese per 13 mensilità. Posso annunciare una cosa di Brunetta, che dentro il nostro programma futuro, al punto che riguarda gli anziani, c'è l'ulteriore innalzamento a 1.000 euro al mese per 13 mensilità. Una cosa che riguarda maggiormente gli anziani: abbiamo abolito l'ICI, la tassa comunale sugli immobili e quindi sulle case possedute dagli anziani, e abbiamo abolito quella tassa che continuiamo a ritenere ingiusta, che è l'imposta su quel patrimonio che dopo una vita di lavoro, di sacrifici, di risparmi, un padre e una madre sono riusciti a mettere lì e hanno l'intenzione di passarlo ai loro figli, ai loro nipoti. Su quel patrimonio lo Stato ha già allungato durante la vita di lavoro le sue mani, le ha allungate anche sui risparmi in banca o nei conti alle poste. Il governo Renzi, tra l'altro, ha aumentato dal 22 al 26% il prelievo dello Stato sul reddito di questi depositi, e quindi ci sembrava e ci sembra assolutamente anche ora che non debbano queste mani allungarsi anche sul patrimonio residuo che un padre e una madre vogliono dare a chi succederà a loro. Ecco, noi abbiamo fatto tante cose in quei nostri anni di governo. Per esattezza sono state 36 importanti riforme. Abbiamo fatto cose molto concrete, così al volo
siamo riusciti in 58 giorni a risolvere il problema delle immondizie che dava dell'Italia un'immagine incredibile, Italia come città che dovrebbe avere nel turismo una sua fonte importante in tutto il mondo. Ho delle repliche di telegiornali degli Stati Uniti, della Cina, eccetera. Non era Naples under trash, era Italy under trash, e quindi è terribile. Abbiamo reagito in maniera fantastica e molto concreta e immediata al terremoto dell'Abruzzo. Abbiamo tenuto in Italia l'Alitalia e io ho trovato 15 amici che hanno messo 100 milioni ciascuno, era già quando noi abbiamo vinto le elezioni e siamo andati al governo, nelle mani di Air France. E poi abbiamo fatto tantissime cose, tutte positive. Tra le altre cose io annetto alla mia personale fatica quella di aver realizzato l'alta velocità Torino-Napoli-Salerno. Se non so quante volte io ebbi ad intervenire per l'alta velocità e non so quante volte l'Impregilo voleva lasciare i lavori perché per il fatto di avere spostato il corso di Torrenti o di Ruscelli, normalmente i suoi manager venivano messi in galera dai PM del posto. Quindi anche lì tantissimi interventi e tutti i finanziamenti naturalmente necessari. È un'opera importante che ha reso più vicini i cittadini del nord ai cittadini del sud. E poi non sto a ricordarvi dal nuovo codice della strada che ha dimezzato le vittime della strada, poi riforme, scuola, università, pensioni, ne abbiamo fatte di cose moltissime, quindi non macerie, lo dico al signor Matteo Renzi, ma abbiamo un elenco di cose di cui siamo giustamente fieri. Bene, abbiamo anche per quanto riguarda le tasse fatto molte cose, abbiamo creato la no tax area che ha fatto sì che 12 milioni di persone non pagassero più tasse e 31 milioni di persone ne pagassero di meno. Quindi abbiamo saputo governare, abbiamo saputo sostenere le aziende, il lavoro. Quando abbiamo lasciato nel novembre del 2011 la disoccupazione era all'8%, oggi è al 13%, sono 5 punti in più, credo che è più del 50% di aumento. Quando abbiamo lasciato la disoccupazione giovanile era dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni, era al 24%, oggi è al 45%. Le aziende erano 6 milioni, oggi sono 5 milioni 175 mila. Il numero dei disoccupati è un numero che ho vergogna a dire e purtroppo 1 milione di questi disoccupati sono disoccupati di lunga durata, cioè persone che sono disoccupate da più di un anno. Mi riallaccio al Veneto per fare i complimenti all'attuale amministrazione perché proprio nei confronti di chi ha perso un lavoro, nei confronti delle aziende, nei confronti dei giovani, questa amministrazione ha fatto molto. Sono più di 60 i milioni che sono stati messi in campo per aiutare chi aveva perso un lavoro, per fargli ritrovare un altro lavoro, per dargli una nuova professionalità, per fare una azione di una professionalità concreta, un mestiere vero ai giovani. Questo governo dice che tutti devono studiare il latino e tutti devono fare il liceo classico. Noi siamo molto fieri di aver fatto il liceo classico, ci sentiamo assolutamente superiori nei confronti di quelli che non hanno fatto il liceo classico. Io lo sono sempre stato nei confronti di quelli della mia età, purtroppo adesso non posso essere più fiero perché sono quasi tutti morti. No, la consapevolezza dell'età è un atto di saggezza e non può essere dimenticata. Bene, rispetto al Veneto ci sono tante cose in positivo per questa amministrazione. Partiamo da Zaia. Io l'ho avuto mio ministro per diverso tempo. Era uno dei ministri più efficienti ed anche più efficaci. È una persona per bene, è una persona leale. In politica queste due cose non sono cose da poco. Tra l'altro voglio sottolineare ancora una volta
che quando, se mi lascerete parlare, accennerò al mio folle progetto di mettere insieme tutti i moderati d'Italia, io vorrei insistere ancora una volta e ritorno sul dato che ha fornito Marco di 55 candidati a consiglieri regionali, di cui 4 sono i nostri membri dell'attuale giunta e 51 sono candidati che sono assolutamente nuovi. Ecco, io dall'esperienza di questi anni ho tratto un convincimento profondo, che la politica del futuro dovremmo essere capaci di affidarla a persone che vengano non dall'essere politici di mestiere, non persone che hanno scelto la politica per portare a casa ogni mese uno stipendio pagato dai contribuenti. Sono persone che approfittano di questo o quel partito. Io mi ricordo chi venne con noi nel 94 e ci abbandonò subito dopo essere stato eletto. Ho detto ieri sera che è come pensare che vengano in un partito come su un taxi e poi quando sentono che possono avere una convenienza maggiore a fare un'altra cosa lasciano il taxi senza pagare, tra l'altro. E quindi tutti quelli che ci hanno lasciato hanno dato vita a dei loro piccoli partiti che purtroppo, io ho l'assoluta esperienza, sono veramente un disastro per chi è al governo se deve utilizzare e ha necessità di questi piccoli partiti per avere la maggioranza. E vedete, qui c'è una cosa che non mi stancherò mai di ricordare. Noi italiani dal 1948 ad oggi non abbiamo ancora imparato a votare. Negli altri paesi sanno come votare. Negli Stati Uniti democratici e repubblicani e democratici. Ultimamente in Francia, in Gran Bretagna ci sono avuti i partiti di protesta come Le Pen, Farage, ma hanno dimostrato che sono i partiti di centro, i moderati di quei paesi, che possono aspirare ad avere i numeri per poter governare. Da noi, dal 1948, anche nella cosiddetta Prima Repubblica, per fare una maggioranza sono corsi 5 partiti. 5 partiti che poi andavano al governo insieme e io ho ereditato una analoga situazione, anzi io nel governo 2001-2006 avevo 6 partiti, 5 con Forza Italia, e ho fatto questa esperienza. I grandi partiti, per loro natura, per la loro composizione interclassista, guardano sempre al bene comune, al bene degli italiani, al bene dell'Italia. I piccoli partiti, nella maggioranza dei casi e delle situazioni, guardano prima di tutto al loro particolare interesse, che purtroppo si identifica molto spesso con l'ambizione politica dei loro piccoli leader, i quali traggono da questi partiti una sensazione di potere, molte convenienze nell'assegnazione dei posti pubblici al centro del paese, nelle regioni, nelle province, nei comuni, ma certamente non hanno dal 1948 ad oggi mai consentito che si modernizzasse il nostro paese. Cosa deve fare oggi come nel 1994 il nostro paese per modernizzarsi, per rilanciare la propria economia, quindi per uscire dalla crisi, per poter reggere la competizione con le altre economie europee? Deve attuare una grande rivoluzione liberale. Quando nel 94 noi andammo al governo, io avevo le idee chiarissime. Ci hanno mandato a casa 7 mesi dopo come un'accusa da cui poi sono stato assunto in primo, secondo e terzo grado, ma intanto ci hanno mandato a casa. Poi siamo ritornati perseverando nel 2001-2006. Abbiamo fatto tutte quelle riforme a cui ho accennato almeno numericamente. Abbiamo preparato i disegni di legge per la riforma, la rivoluzione liberale. Non siamo riusciti a mandare avanti nulla. Qual è ancora oggi? C'è bisogno di questa rivoluzione liberale e qual è
voi lo sapete, lo dico per i giovani, il contenuto di questa riforma. Uno, la riforma profonda della macchina dello Stato. Noi abbiamo uno Stato che ci costa dal 33 al 40% di più di quello che costa il singolo cittadino europeo il suo Stato. C'è una burocrazia che mette attorno a chi intraprende una vera camicia di forza. Troppe leggi, troppi regolamenti, troppi adempimenti, troppe autorizzazioni preventive. E uno dei punti fondamentali del nostro programma è quello di eliminare tutte le autorizzazioni preventive passando ai controlli ex post, ma non controlli distruttivi, controlli tu che hai fatto, che so, un ristorante, hai sbagliato i bagni, non sono conformi alle regole sanitarie, ti do 6 mesi per metterli a posto uno per uno, ma intanto tu continui a svolgere la tua attività. Bene, da noi si pensa di combattere la corruzione, come cerca di fare questo governo, aumentando le pene. L'aumento delle pene non ha mai portato a una diminuzione dei reati. Uno quando compie un reato pensa, è sicuro di non essere scoperto, se no non lo commetterebbe, perché che siano gli anni 3, 6 o 12 è una pena certamente terribile. E quindi come si fa a combattere la corruzione? L'abbiamo sempre detto e abbiamo cercato di farlo passare, non avevamo i numeri per farlo passare, semplificando. Se uno per mettere una tenda fuori dalla sua gelateria e dare ombra a chi va da lui ai tavolini per mangiare un gelato deve chiedere 6 autorizzazioni al comune, tra quelle 6 persone si trova sempre 1 o 2 che chiedono qualcosa per sé. Questa è l'occasione della corruzione, quindi semplificazione, eliminazione di leggi. Noi abbiamo fatto anche in quello la nostra parte, ne abbiamo abrogate più di 41.000, queste cose nessuno le ricorda mai, ma io mi scordo le notti passate a leggere queste leggi per sapere se erano ancora da tenere in piedi o se potevamo abrogarle. È stato un grandissimo, defatigante lavoro. Comunque, tornando a quello che vi stavo dicendo, non c'è un futuro, non vedo un futuro per il nostro Paese con questa sinistra, vedo un futuro soltanto se i moderati potranno trasformarsi da quella maggioranza numerica che nessuno oggi contesta in una maggioranza politica organizzata che abbia senso di sé, che abbia la consapevolezza di poter svolgere un ruolo importante, fondamentale nel nostro Paese. E questo è il progetto che mi ha fatto, diciamo, dopo la pausa impostami, ritornare in campo anche in questa campagna elettorale delle 7 regioni. Non volevo svolgere la campagna elettorale, pensavo al mio ritorno in campo soltanto dopo il risultato della Corte europea dei diritti dell'uomo, che verrà fra poco tempo e che butterà per aria una sentenza assolutamente infondata, incredibile e addirittura ridicola. Bene, io però ho fatto una puntata in Liguria di sostegno al nostro Giovanni Toti. La Liguria è una regione dove abbiamo possibilità di affermazione dopo un decennio di cattivo, pessimo governo della sinistra e dopodiché si sono scatenate tutte le altre regioni e sono arrivato a un massacro, 15 ore al giorno di lavoro, perché non si sa, ma quando per esempio mi fermo ad Arcore a Roma mi faccio in 3 ore 10 televisioni locali e vi posso assicurare che alla fine non sono fresco. Comunque anche adesso continuo a farne e ne faccio tante. Bene, questo è un sogno, è un progetto, ma è l'unico che noi vediamo come possibilità per un futuro positivo per il nostro Paese. Futuro positivo cosa significa? Un Paese modernizzato, un Paese che con questa rivoluzione liberale possa, 1, rivedere, ristrutturare completamente la macchina dello Stato e la nostra burocrazia, 2,
una riforma profonda del sistema fiscale. Siamo la maglia nera d'Europa, siamo arrivati al 43,5, 43,7 di pressione fiscale. Con le spese già previste per il 2016 arriveremo al 45%. Le aziende pagano le cifre che abbiamo ricordato, il 70%, le aziende che sono costrette dal fisco a chiudere sono 260 al giorno, una cifra incredibile. E voi sapete anche che qui nella vostra regione c'è stato un numero di suicidi veramente impressionante, così tanti che ormai i giornali non ne danno più la notizia. Bene, e questa è la seconda grande riforma a cui si è giunto il peggioramento di Equitalia, voluta da Tremonti, ma non abbiamo mai pensato che ci si potesse comportare così, visto che ai funzionari sono date dei traguardi, dei target da raggiungere, e se li raggiungono ne hanno delle utilità concrete. Oggi io ho parlato con almeno una ventina di persone che hanno avuto a che fare con Equitalia, non ce n'è uno che mi abbia detto che, essendosi seduto al tavolo con un funzionario di Equitalia, si sia alzato ritenendo di essersi trovato di fronte a uno Stato giusto ed amico. Tutti hanno riportato l'impressione di essersi trovati di fronte a uno Stato ingiusto, uno Stato addirittura ostile. E questo, nella riforma del fisco, va assolutamente cambiato. La terza riforma, inutile dirlo, è la riforma della magistratura. Io ho un'imposizione scritta da parte dei miei legali di pronunciare qualche cosa di negativo in più dopo la parola magistratura. Mi fermo qui, ma confido nelle vostre già raggiunte conoscenze, che vi fanno diventare probabilmente dei pessimisti. Ho coniato una formula per definire un pessimista, perché una giornalista mi ha detto: ma lei così pessimista, lei è nato, era cintura nera dell'ottimismo. Gli dico: sì, adesso le dico che cos'è un pessimista. È un ottimista che purtroppo si è informato bene. E quindi che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di fare questo. Io andrò in tutte le province d'Italia a consegnare questa missione a tutti coloro che stanno con noi, a tutti i nostri azzurri. Qual è la missione? Dovete mettervi a un tavolo, prendere un foglio di carta, farci una riga in mezzo. Da una parte dovete segnare tutti i vostri familiari, parenti, amici, conoscenti che sapete che vanno a votare e che votano per il centrodestra. Dovete raggiungerli a uno e insegnargli a votare, e cioè votare adesso per Forza Italia, ma in prospettiva, in questi 2 anni e mezzo che penso ci separino dalle elezioni, votare per la grande area, ho detto Partito Repubblicano perché noi abbiamo già il Partito Democratico, per contrapporci al Partito Democratico un grande partito dei moderati, chiamiamolo i moderati d'Italia. Dovete insegnare a non votare per i piccoli partiti e a votare per i moderati d'Italia. Dall'altra parte del foglio dovete fare una lunga lista di tutti i vostri parenti, amici, conoscenti che sapete che non sono andati e non hanno voglia di andare a votare. Hanno le loro buone ragioni, perché c'è in giro un giusto disgusto per questa politica, per questi politici, anche un disorientamento per i rapporti tesi che ci sono tra i partiti del centrodestra, una delusione perché non vedono un futuro, tutti hanno paura di perdere il loro benessere. Molti pensano che il loro voto non conti niente, e invece il voto è importante, è un diritto da esercitare, ma soprattutto in queste situazioni è un dovere da compiere. A tutte queste persone dovete andare a fare un ragionamento molto preciso e dovete fargli capire che non votare nella situazione attuale del Paese con un governo di sinistra è una colpa grave
non andare ad esprimere il proprio voto. 2, che addirittura in questa situazione di non democrazia e di rischio della nostra libertà, siamo sinceri, oggi nessuno può essere veramente sicuro dei propri beni, dei propri diritti, della propria immagine, della propria libertà. Può succedergli di tutto e sapete da parte di chi. E allora è un reato anche contro l'Italia non andare a votare. È un disegno matto. No. Abbiamo 2 anni e mezzo di tempo. Io ricordo a Renato che il primo discorso, incontro che io ebbi a fare quando proposi all'Italia Forza Italia, nel febbraio del 94 alla Fiera di Roma, ero in auto con mia figlia Marina che mi disse: papà, ma non ti sembra di andare a proporre una cosa folle, non ti sembra di essere un po' matto? E gli risposi sì, hai ragione. Poi salì sul palco, trovai altri 2000 matti come me, ormai già tutti entusiasti, e dissi: siamo qui per una follia, dobbiamo contrastare la sinistra. Era una sinistra ancora molto molto comunista, ancora ideologicamente legata alla ideologia comunista, che io da quando avevo 12 anni ho sempre saputo essere l'ideologia più disumana e criminale della storia dell'uomo, e quindi avevo sentito il dovere di fare quello che potevo per evitare che questo accadesse. E dissi a loro: però vi consiglio, ho scritto la prefazione qualche giorno fa di un libro di Erasmo da Rotterdam. Erasmo afferma una cosa che vi consegno. Dice: le decisioni più sagge, più giuste, più efficaci non sono quelle che vengono dalla ragione, ma sono quelle che vengono da una lungimirante, visionaria follia. In 2 mesi portammo i moderati a Palazzo Chigi. Adesso io ripeto e ripeterò la stessa cosa in tutte le province d'Italia ai nostri azzurri, gli dirò: abbiamo 2 anni e mezzo di tempo, perché voi che siete in Parlamento sapete bene che quelle sedie sono comodissime, che hanno scatenato per la sedia un affetto e una passione assolutamente irreversibile. Ecco, ho detto, credo queste volte, che per quanto riguarda i grillini, prima, ho visto che hanno sbagliato un'agenzia nel riportarlo, di andare in Parlamento, il 79-120%, 120 grillini su 150, guadagnavano da 0 euro a 20.000 euro all'anno. Se stanno lì si portano a casa 570.000 euro, più di $500.000 di euro, e una pensione a vita. Ma chi si muove? Quindi se dovesse dare le dimissioni di questo governo, state sicuro che il Parlamento, Sugno, dicono a Napoli, com'è? Ibi manebibus optime. Ecco, benissimo, e resteranno assolutamente lì. Ebbene, abbiamo un po' di tempo per cercare tra noi moderati. Ma chi siamo noi? Siamo noi, siamo le persone di buon senso, le persone normali, le persone per bene, le persone che vivono del loro lavoro, che rispettano gli altri, che amano la libertà e che vogliono restare liberi. Bene, noi moderati tutti dobbiamo capire che non possiamo più commettere errori, non possiamo più estraniarci dai nostri doveri, e dobbiamo mettere insieme non un partito, tutt'altro, intanto una formazione politica, un comitato elettorale leggero come i partiti americani. In che modo trovare un leader? Verrà fuori. Ieri sera ho detto: Renzi è sbucato da sotto un cavolo. Noi speriamo di sbucare un po' meglio, ma comunque in un roseto, ti va bene? In un roseto, no? Come quello di Assisi. Andate ad Assisi. Senza spine. Sì, è un roseto, cioè tutte le strade
sono contornate da una siepe di rose rosse e bianche. Ho detto, mi sembra di essere in Svizzera, poi ho chiesto scusa, è molto più bello qui della Svizzera. E poi c'è San Francesco che aleggia sulle nubi, lo senti, io ho rivolto una preghiera che spero abbia sentito, gliel'ho fatta 3 volte, perché non si sa mai, era alla toilette magari, lasciamo perdere. E allora gli ho detto, fai sì che in Umbria dopo 45 anni, ma volete sapere una cosa che mi ha colpito? 900.000 persone la regione Umbra, 300.000 persone in modo diretto o indiretto dipendono per il loro lavoro dal potere regionale, cioè la sinistra usa le partecipazioni nelle aziende. In Italia compratevi il libro di Cottarelli, non mi ricordo il titolo, edito da Einaudi, in cui ci sono tutti gli sprechi della macchina dello Stato italiana. Troverete delle cose allucinanti, ci sono il 20% di queste entità create per mettere lì le clientele della sinistra, in cui ci sono più consiglieri che dipendenti, che è una cosa che non sarei mai da solo riuscito ad immaginare se non l'avessi trovata scritta. Comunque lì ci sono moltissime delle cose che noi volevamo fare per ridurre il costo dello Stato e utilizzare questa riduzione per diminuire le tasse. Quindi questo per noi è una cosa assoluta questa. E anzi ricordo, lo dico soprattutto per i ragazzi, che la nostra formula non l'abbiamo inventata noi, non l'ha inventata il professor Brunetta, pur bravo che sia, e lui è stato mio professore all'inizio della mia discesa in campo nella politica. La formula unica che funziona per aumentare lo sviluppo e uscire dalla crisi si chiama l'equazione dello sviluppo e del benessere. È stata applicata in tanti paesi con successo straordinario. Reagan in America ha avuto un successo più che straordinario e questa formula è semplicissima e dice: meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro producono più consumi delle famiglie, più produzione per le imprese, più veri posti di lavoro e anche più entrate nelle casse dello Stato, che con questi soldi può aiutare di più e meglio i cittadini che sono rimasti indietro. L'equazione liberale dello sviluppo e del benessere. Non ce n'è un'altra. La sinistra non potrà mai applicarla per la sua cultura, per la sua tradizione, perché per loro l'obiettivo massimo in politica è la conquista del potere, è il mantenimento del potere, è l'espansione del potere. E espandere il potere vuol dire espandere la spesa pubblica. Se si espande la spesa pubblica è necessario aumentare la tassazione. Questa è la sinistra ed è per questo che noi moderati non possiamo più stare qui a farci governare, anzi meglio sgovernare da costoro. Quindi abbiamo finito, ho finito, ma approfitto di tutte le occasioni per presentare questo nostro progetto, per ammettere che è un progetto che se riuscisse avrebbe del miracoloso, ma anche per dire quello che penso. È l'unica possibilità, è l'unica via che abbiamo per ritornare ad essere intanto una democrazia, che non è cosa da poco, intanto un paese in cui i cittadini godono di una vera libertà. Qualcuno ha messo in dubbio, ho parlato cose, mi ha detto ma la libertà economica, anche i paesi... No, la libertà economica è una libertà non solo indispensabile, ma è anche una libertà spirituale, come la libertà religiosa, come la libertà personale. Se non c'è libertà economica, non c'è un'economia che può dare il benessere. Quindi io ho approfittato anche della vostra pazienza per farvi questa lezioncina sui nostri programmi, ma siccome ci crediamo, sappiamo bene, lo ripeto, che è una meta molto difficile, ma sappiamo anche che quando uno ha voglia, quando uno ci crede, ci riesce. Io mi sono sempre messo dei programmi
in tutte le direzioni. Voglio fare una nuova città, così, così. Voglio portare il Milan, voglio fare una televisione commerciale, faccia concorrenza alla voglio fare un partito che va, le risate che ho sempre preso. Ci sono sempre riuscito perché ci ho sempre creduto. Va bene, allora ci consegniamo alle vostre domande, se non siete stremati, perché abbiamo in centro che ci aspettano. Se non siete stremati, la piazza è strapiena in centro, vi chiediamo scusa, poi ci seguite perché aspettano il presidente con affetto. se non siete stremati dalla mia predica. Giorgio Gasco del Gazzettino, scusa Massimo, ne raccogliamo 3-4 e ci scusiamo perché dobbiamo correre poi dalla gente che aspetta con affetto il presidente. Bene, parla per te, corri, alla mia età cammino. Corre più veloce di me lui. Presidente, buongiorno. Abbiamo già sentito ieri sera e anche oggi del cappotto rovesciato, no? Questa vostra sensazione e anche certezza che avete da qualche volta. A me interessava il discorso del grande partito moderato. Scusi, può venire qua perché non la sentono? Ecco, tenga più vicino il microfono. Allora, chi potrebbe far parte di questa grande aggregazione? Le sigle oggi esistenti sono individuabili, no? Lei ha fatto un identikit e ha tracciato delle qualità. In questo identikit e di queste qualità le può riferire anche alla Lega in questo folle progetto oppure si risolve esclusivamente a nuove generazioni che stanno crescendo, come lei ha detto? Sì, no. Le riferisco assolutamente anche alla Lega, agli elettori della Lega che sono in gran parte moderati. La Lega, quando era soltanto una Lega di proteste eccetera, era intorno al 4%, è aumentata per la capacità comunicativa di Salvini al 12, 13, 14%, in Veneto ha raggiunto percentuali più alte, ma assolutamente anche la Lega è prevista in questa grande coalizione. Stando fuori non si fa altro che favorire la sinistra. I protagonisti della Lega, di Fratelli d'Italia, degli altri piccoli partiti, io credo che a poco capiranno che questo grande progetto è il progetto vincente e che loro devono trovarsi dentro questo progetto un compito, una funzione, una missione, magari anche cambiando le loro personali ambizioni. Buonasera Presidente, io rappresento la televisione di Verona. E come vede lei il fenomeno Tosi che sta raccogliendo il voto moderato, sta puntando al voto moderato? Ricordiamo che è stato incoronato da lei, Flavio Tosi, come sindaco di Verona, è stato lei a dare il via libera a questa candidatura. Sì, incoronato mi sembra una parola eccessiva. Io ho dovuto subire, dentro le coalizioni si subiscono delle imposizioni da parte degli alleati, si devono fare dei compromessi. Tosi è stato un candidato di compromesso, non vedo nessuna possibilità per il futuro di una formazione politica Tosi, così come le altre piccole formazioni politiche credo che arriveranno alla assoluta ininfluenza politica. Cosa sono queste cose qua? Le caramelline che ti ho dato io. Me le hai date tu? Sì, sono buone. No, hai una grande fiducia sulla pulizia della nostra sede, perché invece di darmele in mano a me le hai messe qua. Io sono un salutista e quindi me le darai direttamente. Prego. La prigione te le parla 7 Gold. In questo grande cappello dei moderati ci sarà anche il nuovo centrodestra. Ieri Alfano ha parlato di finale di partita per Forza Italia. Guardi, non rispondo più a queste dichiarazioni. Io penso che anche chi vota ora per i candidati amici che sono nel nuovo centrodestra poi si farà convincere nel venire sotto la grande tenda, chiamiamola così, la grande volta della libertà e della democrazia costituita da questa nuova formazione. Se vogliamo Versace si viene qua per cortesia. Buongiorno Presidente, qual è, adesso Renzi puntava al cappotto, no? Voi dite che siete in grado di rivoltarlo, ma qual è il risultato che metterebbe in discussione addirittura la tenuta del governo Renzi? Se queste elezioni hanno
una caratura, una cifra, un valore politico? Io ho una speranza che possa ripetersi il miracolo del 2000. Ricorderete che nel 2000 noi partimmo assolutamente svantaggiati, mettemmo in campo una campagna elettorale attraverso un naviglio che chiamammo Nave della Libertà. Io toccai molti porti in Italia, alla fine vincemmo noi la partita e Massimo D'Alema, che era andato come Renzi a Palazzo Chigi non attraverso il mezzo della democrazia, le elezioni, ma attraverso giochi di palazzo, dovette dimettersi. Il numero che io penso ponga in discussione la possibilità di Renzi di restare al governo è una nostra vittoria in 3 regioni e le regioni posso anche affermare quali sono, naturalmente il Veneto, la Campania e la Liguria. Credo che se questo accadrà saranno i suoi stessi compagni di partito che gli imporranno di dimettersi e io glielo consiglierei anche, perché soltanto attraverso una legittimazione popolare lui avrebbe la dignità di continuare a fare il Presidente del Consiglio ove queste elezioni le vincesse. Finito? Grazie, buon lavoro a tutti e scusate ancora la lunghezza del mio intervento. Ho approfittato di voi, ne sono consapevole e me ne scuso. Grazie Presidente, un abbraccio. Adesso te ne do. Ci vediamo tutti in piazza, perché sono là un sacco di persone che lo sono. Ciao, grazie mille. Posso fare una foto con lei? Come stai? Siamo ancora qua. Mamma Sei mia. splendido. Bravo. Ancora qua anch'io.